Se mi sbrigo che si via il colonnello, l'amministratore, mi mette la multa. Guai se non mi trovo in divisa, perché io come divisa, modestamente, ma vado forte. Mi distingo dagli altri portieri della zona, perché gli altri portieri, per esempio, hanno il cappello dove c'è scritto portiere. Io per distinguermi c'ho scritto portiere Gigi Botta, di Rosa e Pasquale, nato a Roma nel 1910. A me mi serve pure quel documento. Se mi chiede una carta d'identità che molla il cappello, me la va. E invece il portiere deve fare tutto. Questo è il fatto. Sì. Capirai, questi arriva il giornale, figli, mezz'ora cambia tutto. Mamma mia, che lavoro è diventato. Insomma, nessuno può fare più niente. E il lavoro è tutto selezionato. Invece a me tocca fare tutto. Tutto. Oggi tutto il lavoro è selezionato. È selezionato in mesi e poi vogliono mettere pure il portiere automatico. Così pure la categoria nostra rimane tutta a terra. Poi dice che in Italia manca il lavoro e c'è un che andare a lavorare all'estero, ma per forza. Invece si piassero esempio dalla RAI, che dà il buon esempio per far diminuire la disoccupazione. Voi avete fatto caso, per esempio, al telegiornale per leggere un foglietto? In 5 ci si mette. Oh, e mica, una riga per uno non fa male a nessuno. Quello attacca a Gerusalemme, dai, tocca a te. E l'altro, quello così dice che no, poi quella Bobbe spiega tutto, fava quella, ieri al palazzo, hanno detto, no, bisogna ricominciare là, ricomincia a vedere, quando poi c'è quello dalla parte, quello ha detto ai palloni, e poi, quando è finito, prima proprio che finisce, appena prima di far tanta, quelli via s'alzano, fanno così e un foglio solo. Se ne vanno subito, poveracci, dopo che hanno lavorato, per lasciare il posto libero a quell'altri, che si devono mettere a sede per leggere il foglio della sera, che qua è uguale a quello del giorno. C'è qualche ramina in più, ma c'è sempre la solita di quello, là. E io invece c'ho da fare tutto. Ecco, come per esempio c'ho lo spistamento per la posta. Intendiamo, c'è un controllo, oggi è tutto controllato, mica, sai, uno non si fida più di nessuno, capace, dentro la posta c'è il dirottamento. Questa qui capace è venuta a Roma, se la dirottavano la mandavano a finire in America. E poi bisogna vedere se c'è niente dentro. Se ci mettono una bombetta motoloff, uno fa col timbro, ti saluta, addio.